Relativamente a delle lamentele che ci sono pervenute degli abitanti di Contrada Scavuzzo relativamente alla strada, alla sicurezza stradale, alla mancanza di illuminazione in quanto i pali sono molto vecchi. Ecco, voi come amministrazione che risposta date, che risposta darete? Allora, i cittadini di Scavuzzo sanno bene, alcuni ovviamente, coloro che protestano, sanno bene le cose che abbiamo fatto e questa cosa io non voglio essere polemico e non lo sarò neanche adesso, però voglio fare delle precisazioni. La strada della miniera è una strada che è percorsa da autocarri di grossa potenza, diciamo, e quindi molto pesanti. Negli anni, non negli ultimi anni, ma negli ultimi 20-30 anni ci sono state sempre delle buche. Ci siamo resi conto di questa situazione. Io personalmente ho fatto una richiesta all'Italcali che ci ha dato un finanziamento un annetto fa, forse un po' meno, di circa 120.000 euro per la realizzazione del rifacimento del manto stradale. Da là abbiamo dovuto fare un progetto, l'approvazione del progetto, un bando di gara che è un'asta pubblica dove hanno partecipato 220 imprese. I lavori per la gara sono quasi alla fine. Ultimate le procedure di gara si andrà alla realizzazione dell'opera. Ora tutto questo percorso è conosciuto benissimo dai cittadini di Scavuzzo, quindi io non capisco questa protesta. Stiamo aspettando che termini, che l'iter si concluda per fare in primavera, prima certamente dell'estate, la realizzazione del nuovo manto stradale. Noi per par condicio abbiamo voluto sentire anche la voce dell'altra campana. La mia, cioè di Campana, e questa la voglio, cioè nel senso che ci siamo attivati, ma le dico che molto spesso le pubbliche amministrazioni, i sindaci si attivano senza arrivare a risultati. Stavolta devo dire che siamo arrivati a un risultato e nel giro di poco tempo andremo a rifare questo manto stradale.